Un Agrimont che parla di montagna, ma è un Agrimont che forse parla anche di dipendenza e quindi abbraccia uno spettro molto più ampio, parla di agricoltura, parla di zootecnia e quest'anno parla anche di forestale, molto interessante, tutta una serie di esposizioni, molto interessante anche tutta la parte di formazione convegnistica che ne segue. Il tema della sostenibilità se ne parla molto in maniera anche secondo me errata. Agrimont è il cuore della sostenibilità perché non esiste una sostenibilità ambientale con la cura del territorio senza una sostenibilità economica e senza una sostenibilità delle persone che questo mestiere lo fanno. Qui dentro c'è tutto questo e qui io credo che Agrimont sia veramente il sinonimo della sostenibilità. Gli obiettivi di quest'anno sono quelli di consolidare i pilastri, nel senso che noi stiamo aumentando sia espositori che visitatori in tutte le nostre manifestazioni e poi ci sarà un grande ritorno a febbraio di costruire, quindi un palinsesto che via via sta andando arricchendosi e sta lavorando sulla qualità del piccolo quartiere fieristico che è rappresentato da Longarone Fiere Dolomiti. Ma devo dire che questa edizione di Agrimont è sicuramente forse una delle più ricche della sua storia, soprattutto perché in questi anni è molto cresciuta, il settore dell'agricoltura, dell'allevamento e della forestazione sono vivissimi e soprattutto sono il patrimonio più grande che la montagna bellunese può vantare. Ma io penso che forse anche mai come quest'anno la cerimonia inaugurale è stata ricca di contenuti, cioè le autorità che erano presenti hanno posto sul tavolo tutta una serie di problematiche legate all'agricoltura, alla crescita dell'agricoltura e al sostegno che le istituzioni devono dare sia a livello europeo, sia a livello governativo, sia a livello regionale e sia a livello locale. C'è bisogno di dimostrare agli agricoltori e agli allevatori che noi siamo vicini a loro attraverso degli atti concreti che possano permettere di presidiare la montagna. Se vogliamo combattere lo spopolamento partiamo da qui e partiamo anche da questa fiera. Abbiamo incontrato tanti giovani, io l'ho fatto in questi giorni, ho incontrato tanti giovani che hanno unito all'agricoltura non solo la gestione del territorio ma anche tanto turismo, tanti prodotti eccezionali, la valorizzazione di aree che altrimenti andavano perdute e tutti con una grandissima e ferma volontà di rimanere a vivere qua. Credo che queste siano le ricette migliori e soprattutto siano esempi concreti, altrimenti rischiamo che noi politici facciamo sempre grandi filosofie e poi non ci segua nessuno. L'ambiente è il tema forse più complicato, anzi che io abbia affrontato nella mia vita sicuramente, non può essere visto con l'ideologia, non può essere visto vedendo solo un pezzettino, bisogna vederlo nella sua complessità. Una delle leggende metropolitane che sento spesso dire da qualche ambientalista è che c'è il problema che ci sono sempre meno foreste. In realtà la superficie boscata del Veneto è quasi raddoppiata dalla seconda guerra mondiale ad oggi, basta guardare una cartolina del passato dove c'erano i pascoli, oggi ci sono i boschi e non è sempre vero che il bosco se non è curato anzi può creare dei problemi più che creare dei benefici, soprattutto in montagna. Gli agricoltori della montagna lo sanno bene, sono un presidio fondamentale e la cosa positiva è che ci sono dei ragazzi giovani che si avvicinano, si stanno avvicinando sempre di più a questa grande sfida, bisogna metterli in condizioni di poter operare. Questo è un evento sempre importante, un evento con tantissimi amministratori e sindaci che va così a mostrare il legame che c'è tra il territorio, appunto, questi eventi, ma soprattutto un comparto importantissimo come quello dell'agricoltura. E quindi noi come governo dobbiamo spingere in questa direzione nella parte delle semplificazioni, delle agevolazioni, anche a investire in attività soprattutto da parte dei giovani di queste attività in montagna, che questo vuol dire radicare, che vuol dire essere proprio vicini alle nostre tradizioni e alla nostra cultura e soprattutto appunto creare un comparto di economia in un settore che sicuramente è un settore più complicato ma che può dare delle grosse soddisfazioni.